Stava chiudendo le finestre di casa per la pioggia quando è stato sopraffatto con violenza da 4 uomini che hanno fatto irruzione armati di pistola. La rapina violenta si è consumata in questo villino di Via Asiago, tranquilla zona residenziale di Padova, popolata da villette che si affacciano sulla più trafficata, Via Armistizio. L'anziano proprietario di casa, 83enne, verso le 21:30, quando è iniziato il temporale, stava chiudendo le finestre e si è trovato faccia a faccia con i ladri. I 4 rapinatori non hanno esitato ad usare la violenza contro i 2 anziani. L'uomo è stato legato ai polsi, la moglie invece percossa al volto. I banditi si sono accaniti con violenza anche sulla moglie 79enne che ora si trova in ospedale per accertamenti, una brutalità inaudita per rubare alla coppia le 2 fedi e una catenina d'oro. Sono parecchio massacrati, nel senso che sono stati picchiati. A parlare è il genero dei 2 anziani, poche parole che esprimono però la preoccupazione per le condizioni di salute di marito e moglie ancora molto spaventati. Non esiste che 2 persone di 80 anni che vivono in casa e spendono la propria pensione per pagare la badante perché mia suocera ha l'Alzheimer, non hanno niente in casa perché non hanno niente e vengono massacrati di botte. Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dall'83enne che è riuscito a dare l'allarme quando i 4 malviventi si sono allontanati. I residenti di Via Asiago non hanno sentito nulla, ma sono un po' preoccupati dopo questo episodio. Noi non abbiamo mai subito episodi, non abbiamo avuto sentore di queste cose, però certo che appunto abitando in una zona tra virgolette prestigiosa abbiamo segnali da questo e quel vicino in cui ci sono stati degli episodi anche abbastanza clamorosi. Secondo le prime informazioni si tratta di 4 uomini, probabilmente di giovane età, dal loro accento non si esclude che possano essere stranieri, hanno agito a volto coperto e armati con 2 pistole.